Ciao a tutti federali, eccoci con il secondo capitolo di East the Odin Felghana. Finalmente vedremo un pochettino più di gameplay, visto che il precedente capitolo è stato molto, diciamo, parlato. Allora, dovremmo andare, se non sbaglio, alle cave minerarie. Però aspetta, mi sa che prima devo andare, perché mi avevano detto nel capitolo precedente di dover andare a parlare con Elena. Se non sbaglio si trova ai confini della città, dicevano nei dialoghi precedenti. Allora, andiamo un po'. Qui c'è la chiesa, che penso che dovrò venirci anche qui a fare due chiacchiere. Dovrebbe essere questa. Ai confini proprio, infatti, beccata subito. Allora, praticamente adesso lei mi chiede di Doji. E io gli spiegherò che comunque è andato dal suo vecchio maestro. A quel punto lei mi dirà che non è stato molto carino da parte sua, perché comunque io essendo appena arrivato poteva farmi vedere un pochettino di posti, un po' in giro, però dice che comunque lui ha fatto così perché anche 8 anni prima era andato via così senza, aveva deciso di punto in bianco di andare via e Chester, suo fratello, non l'aveva presa bene, fino a che infatti sono arrivati a litigare pesantemente. Poi dopo lei adesso vedete, come vi dicevo nel capitolo scorso, è titubante rispetto a Chester, che dice che comunque è andato via 6 mesi prima lasciando una lettera e da allora non l'ha più sentito. Però dice che comunque Doji non dovrebbe preoccuparsi perché alla fine è diventato, cioè, era via con me. Quindi rimane un po' comunque un enigma sto personaggio, sto Chester. Allora, dopo che abbiamo chiacchierato con lei, dovremo andare alla chiesa, se non sbaglio. Ok, qua abbiamo la suora che praticamente conosce, cioè ovviamente adesso è tutto il rituale che ognuno che incontro mi ringrazia per aver salvato Elena. Lei praticamente era molto affezionata a Doji, Chester ed Elena, quindi ha molto a cuore la sorte di questi tre personaggi, per cui mi ringrazia molto. Ok, adesso andiamo a parlare anche con lui, che è uno dei personaggi chiave per la storia, penso, comunque molto importanti, insomma, cioè non è un personaggio secondario. Ovviamente anche lui mi ringrazierà per aver salvato Elena, perché qui ognuno ha un dialogo a parte. E lui comincia a dire le sue perplessità sul fatto che vede un pochettino Elena strana, però non vuole fare delle pressioni perché comunque dice che lei reagirebbe negando tutto, insomma, dicendo che tutto è a posto. E da buon prete mi dice pregherò Dio perché vegli sul tuo cammino. Va bene. Ok, adesso dovrei aver sbloccato, diciamo, il dialogo, cioè l'incarico di andare alla cava, se non sbaglio. Andiamo giù. E infatti praticamente dicono che sono sbucati fuori dei mostri da una grotta, da un tunnel della cava mineraria. Andiamo a farci un po' di cacchi nostri. Allora, vedete, sono cominciati a sbucare fuori mostri, eccetera eccetera eccetera. Ce racconto anch'io nonostante ci siano i sottotitoli, per il semplice fatto che comunque dovrei star zitto poi in questi momenti morti. Allora dicono che praticamente dice che Gaden che potremmo andare a chiamare Doji, ma ormai è troppo lontano, lui non può andare perché è l'unico che può difendere la città, quindi ovviamente chiedono a me. E io, visto che non ho niente da fare, direi che dovrò accettare. Qui penso che anche se dici di no alla fine insistono, quindi ci vai lo stesso, senza tante storie. Praticamente adesso lui a parte che mi dà la mappa di Felghana, che adesso non serve molto, ma più avanti potrebbe servire, cioè nel senso non serve molto perché devo andare in un posto, quindi non è che devo cercare tanto. Poi mi dà adesso delle cose per, vedete quella cosa che ha dato all'inizio, praticamente insieme a loro serve andando dal fabbro, c'è il tal Adonis che era dentro in quella porta che vedete in alto a destra, che adesso è inutile che ci vada perché sennò ci sarebbe un altro dialogo. Ti potenzia le armi e le armature che tu pigli. Ok, cominciamo ad andare. Ma adesso è inutile, lì dentro c'è sia lui che sia il fabbro che il mercante, una tipa che ti vende, poi ho salvato intanto.
che ti vende, diciamo, l'equipaggiamento. Ok, adesso cominciamo finalmente a combattere un pochettino. Vi spiego un pochettino come funziona, per bene. Adesso c'era stato un tutorial ma abbastanza veloce nel capitolo precedente. Allora, tasto azione e fate con un tasto unico, fate tutta questa combo che vedete, fino ad arrivare in fondo. Un tasto che salti, poi se usi l'attacco mentre il tasto azione, attacco, insomma, mentre salti fa un'altra combinazione in volo. Se lo usate quando siete al massimo picco, fate questa mossa qui che può stordire i nemici, e lo vedete quando sono storditi perché vengono fuori delle stelline sopra e stanno fermi, quindi diventano più vulnerabili, togliete di più. Ok, adesso vado avanti dopo a spiegare che adesso c'è il tipozzo qui della miniera che prima non ti faceva passare se non facevi gli altri dialoghi con gli altri personaggi. Lui praticamente spiegherà che il maggiore è rimasto intrappolato nelle profondità delle caverne, dei tunnel, e che il capo è andato a cercarlo ma è rimasto bloccato anche lui, e che comincia a preoccuparsi, insomma, e quindi mi chiede di andare a vedere, insomma, andare a esplorare per cercare di portarli fuori sani salvi. Tanto salviamo. L'altro che vedete lassù è quello che ho cominciato io da solo, e poi l'ho giocato prima. Ok, praticamente quando voi colpite i mostri, adesso a parte lasciare l'oro, se li colpite ovviamente, vedete, questa qui era una pozioncina blu. Praticamente le pozioncine ti aumentano le statistiche. Abbiamo quella blu che aumenta la difesa, quella rossa che aumenta la forza d'attacco, quella gialla che aumenta la ricarica degli MP, che sarebbero le mana penso, o i magic point, e poi la possono lasciare delle erbette che ti danno la vita. Adesso quando ne vedrò una, quando ne lasceranno una per far vedere, e vedete così l'ho stordito, quella lì, quella erbettina lì, adesso sono carico quindi non me la prende. E praticamente vedete in basso a sinistra che ci sono quelle strisce sotto il potenziamento che vanno sempre più a calare, quelli praticamente calano un attimo che poi uso il super attacco, quelli praticamente quelle strisce calano fino a che non riprendi la stessa pozione di quel tipo, insomma, o attacco, difesa o MP, e quando tu prendi una pozione di quel tipo ritornano cariche, e quindi poi mantieni il bonus per molto tempo, più combatti più si mantiene il bonus. E poi i nemici oltre loro ti possono lasciare anche quelli che avete visto prima lì, Raval o come cacchio si chiama, che servono per potenziare del fabbro le armi o di armature, scudi, insomma. Quando qui sono salito di livello, buono. Quando salite di livello ovviamente, quando salite di livello ritornate con piena vita, anche se siete a 2 tipo ritornate a vita piena. Bussiamo un pochino questa gente qua, vedete, così stanno fermi e uno non vi colpiscono e due li uccidete prima. Quindi ci sono sempre nemici che tirano anche da lontano. Andiamo un po' veloce qua. Vedete Raval Ore, è quello che vi dicevo che serve per potenziare le armi. Allora, andiamo avanti. Qua è inutile che ci vada, perché praticamente ho bisogno della magia del vento per poter planare, perché c'è una cosa da prendere distante, insomma. Importante riuscire a prendere i nemici, c'è una mira come un culo. E niente, adesso io comunque nel gameplay vi farò vedere la strada principale, poi quando mi fermerò a fare un po' di oro, un po' di esperienza, non è che sto a fare vedere tutto, perché sennò vi rompete il marrone dopo un po'. Quindi vedrete comunque le parti principali, cioè i percorsi quelli principali per andare direttamente ai mini boss, o comunque il gioco netto, chiamiamolo così. Ok, qui rulliamo un po' sta gente. Però è bellino. Cioè è molto frenetico come gioco, divertente. Ci sono quelli che volano che danno nervoso. Ok, buono. Adesso arriviamo qui. Ecco qua il capo della miniera. Adesso mi chiede cosa ci faccio qui, eccetera eccetera. Dico che sono venuto a cercare lui e il maggiore, e mi dice praticamente che il maggiore è nelle profondità ancora della miniera,
dove però ci sono dei mostri che sono più deboli sono deboli alla magia, sono molto forti contro gli attacchi fisici. Quindi mi dice di andare al magazzino, che si trova dalla parte opposta. Prima avete visto quella struttura tutta di legno, io sono andato a destra, potevo andare anche a sinistra. A sinistra c'era il magazzino, adesso la rivedrete comunque. E mi dà la chiave per andare nel magazzino, dove mi dice di prendere tutto quello che mi serve. Adesso vedrete cosa c'è dentro. In buona sostanza, quindi andrò a prendere questi artefatti che mi dice lui. Andiamo a vedere, non vi dico. Ecco qua, la struttura che vi dicevo. Se vai prima qui è inutile, quindi se ci vai prima qui a sinistra è inutile. Devi andarci con la chiave. Là è anche inutile, si deve andare più avanti addirittura nel gioco. Adesso proprio non serve a nulla. E qui c'è lo storage. Storage, insomma uguale. Magazzino insomma. Ecco qui cala la musica, brutto presagio. Ecco, nel magazzino invece che tutti questi grandi artefatti e roba che mi può servire, ci trovo lui, che mi piace molto come personaggio. Dulern, l'ombra della grande volontà. Uno stregone praticamente. Allora, praticamente per riuscire a batterlo, più state lontani meglio è. Perché praticamente riuscite ad evitare meglio quelle spade grandi, perché tolgono un botto, 10, neanche 90 di vita, quindi 9 colpi sei già andato, che ti prendono 9 volte. E poi potete dargli solo una serie limitata di colpi. Prima quella lì è una barriera che ha, che non potete colpirlo, quindi ecco adesso quando si libera, pom, e l'ho colpito. Mi sto recuperando. Faccio il doppio dei miei punti vita. Vai anche con un po' di colpi di carica. Quando arriva a metà vita, adesso vedete cosa combina. Perché qui i boss, quando arrivano a metà vita, poi si potenziano. E mandano delle magie che tolgono un botto. Però mi inculi una volta. Non è che c'è scritto già combo. Via. Vedete, più state lontano meglio riuscite ad evitarli. Ci manca solo 20 di vita. Ecco, schiaffo grosso. No, però sono riuscito a batterlo. Buono. Solito anche di livello. Vabbè, ovviamente mi dice questo è meglio che puoi fare. In ogni caso vedo una grande forza dentro di te, però non rompere i maroni perché siamo in un momento cruciale. Questo è in buona sostanza quello che dice. E andiamo a vedere cos'è che difendeva sto grande stregone. Eccolo qua, il bracciale del fuoco. Il bracciale di Ignis, non so. E qui vedi adesso c'è il potere di lanciare delle palle di fuoco. Se tieni premuto il tasto magia le carichi e fai un attacco più forte. Basta, è buona lì, per adesso non vi racconto, non vi dico nient'altro, vedremo nel prossimo capitolo come utilizzarla. Intanto direi che intanto lo equipaggiamo, si possa già fare, e posso mandare le palle di fuoco, e vi saluto con queste palle di fuoco, quindi ciao a tutti pedaloli.